prezzo del latte è fermo da tempo immemorabile, varia di pochissimi centesimi tra un'azienda ed un'altra. Rimane il fatto comunque che 60 centesimi per un litro di latte sono veramente da considerare una cifra banale, irrisoria, è pochissimo. Senza considerare poi i blocchi vari che ci sono sui derivati sulla carne ovina. Per esempio non viene quasi l'allevatore deve pagare per smaltire la lana della tosatura delle pecore, quando invece viene utilizzata per gli isolamenti in edilizia. Ecco, 37 gradi e mezzo che indica appunto una situazione di febbre che tende a salire. Pare che in questo caso non si blocchi, non ci sia nessun antibiotico, almeno fino a questo momento, efficace che blocchi questo excursus termico della temperatura. Ecco, siamo ancora con Maria Barca, portavoce del Movimento Pastori Sardi, il movimento creato da Felice Floris che ormai annovera migliaia di allevatori in tutta l'isola, che da mesi porta avanti una rivendicazione, una protesta per far capire che è un comparto, quello da loro appunto rappresentato, che langue e che sta rischiando di morire. È così, Maria? Sì, purtroppo è veramente questa la situazione. Considerate che le cifre sono queste che ha poco fa accennato e se ci sono 10.000 pastori che hanno deciso di seguirci veramente c'è un motivo particolare alla base, e cioè la disperazione fondamentalmente. La disperazione è data dal fatto che i costi di produzione superano abbondantemente i guadagni, perché considerate che le aziende ovicaprine di oggi sono delle aziende moderne, sono delle aziende all'avanguardia e sono delle aziende che hanno dei costi di produzione veramente alti. Basti pensare all'energia elettrica, le bollette dell'Enel di una qualsiasi mungitrice in questo momento sono veramente alte, e già è un problema pagare le bollette, senza contare per esempio le spese dedicate ai costi dei mangimi che si alzano inesorabilmente, senza considerare i costi delle medicine. Sono tanti fattori che uniti fanno crescere in modo sproporzionato i costi di produzione, mentre i guadagni sono fermi da anni. Abbiamo parlato anche quest'anno di un'annata che inizia con il litro latte a 60 centesimi che diventa disarmante per il pastore, che continua a fare una vita. Vi ricordo che il pastore è quello che non conosce vacanze, è quello che non conosce malattia. Il pastore ogni giorno alle 4 del mattino inizia il suo lavoro per avere poi a fine mese un prezzo del latte veramente ridicolo, passatemi il termine. È per questo che la nostra battaglia è nata e continua ad andare avanti, proprio perché quando i pastori si sono rivolti alle associazioni di categoria per cercare di ottenere una risoluzione a questi problemi, hanno visto sempre indifferenza da parte di questi, e perciò nasce il Movimento Pastori, che ha sentito il dovere di... Non erano già sufficienti le associazioni di categoria che dovevano tutelare il comparto zooagricolo? Sì, Zootecnico. ovviamente il numero delle associazioni di categoria è sufficiente, non è sufficiente il loro lavoro, anzi il loro lavoro spesso è stato inesistente, perché nel momento in cui il pastore si rivolge alla sua associazione di categoria per cercare di ottenere dalle risposte dai suoi rappresentanti, trova indifferenza. Questo è il problema principale. Per non parlare poi di problema degli agnelli, gli agnelli che vengono spacciati come agnelli sardi, maiali sardi, una volta che entrano nella filiera e vengono trasformati, il prosciutto è sardo, l'agnello è sardo, ma questo sembra che non sia del tutto vero, è così, Maria? Ci sono stati addirittura dei blocchi al porto che hanno fatto scalpore, dove sono state fermate delle derrate che arrivavano, non ricordo bene, forse dalla Spagna.
Infatti questa è una parte importantissima del nostro lavoro di questi mesi. Infatti tra i nostri obiettivi c'era quello di far sì che la carne sarda avesse un riconoscimento. Infatti il mercato della carne sarda è stato spesso messo in difficoltà dal fatto che arrivavano delle carovane di carne sia dal resto dell'Italia che per esempio dall'est Europa, ma anche dalla Germania, dalla Spagna. Arrivavano queste carovane di carne estera e andavano a riempire il mercato sardo, perché una volta che faccio l'esempio degli agnelli, che forse è quello più particolare, il pastore quando deve commerciare i suoi agnelli è in pratica tenuto all'acquisto di etichette auricolari che dovrebbero identificare la provenienza dell'agnello. Per la tracciabilità questo. Per la tracciabilità del prodotto, certo, però noi sappiamo bene, questo è fatto concreto e non solo una supposizione, è fatto concreto che una volta che l'agnello arriva al mattatoio l'orecchio dell'agnello viene eliminato completamente, perché si dice che nell'orecchio dell'agnello, nella parte auricolare, si insidiano dei batteri che vanno eliminati. Noi, con buona pace della tracciabilità. Esatto, con buona pace della tracciabilità, perché questi agnelli poi vanno a mischiarsi a degli agnelli che arrivano per esempio dall'est Europa, dalla Romania, insomma, e quindi sul mercato, quindi questo è un particolare che riguarda anche il consumatore, che nel momento in cui va ad acquistare nei supermercati o comunque nelle grandi distribuzioni l'agnello, trova scritto sull'etichetta agnello sardo, quando invece probabilmente ha un'altra provenienza. E questo, dicevo, è stata una parte importantissima del nostro lavoro, che abbiamo voluto partire proprio dai porti sardi, che sono veramente abbiamo scoperto essere un colabrodo. Ci passa veramente di tutto, perché l'abbiamo testimoniato in vari modi, sia a Porto Torres che ad Olbia, con per esempio il blocco di alcuni automezzi che trasportavano delle carni estere e che andavano a mischiarsi ai nostri prodotti locali e poi spacciati per prodotti sardi. Ha detto Maria, i porti sardi che sono degli autentici colabrodo. Io direi che agiscono da colabrodo in entrata, perché in uscita mi risulta che non sia proprio così, tant'è che le nostre merci, i derivati del suino e i derivati della pecora non riescono a passare il mare, e questa è un mistero che non si capisce bene come funzioni, ma c'è ancora molto da dire, cari amici telespettatori di 37 gradi e mezzo, Teleregione Sardegna e l'emittente che dà spazio a tutte queste problematiche che piano piano noi cerchiamo di far emergere, che riguardano la nostra isola, con Maria Barca, che è portavoce del movimento Pastori Sardi, e stiamo parlando appunto di come nasce questo movimento e per quale motivo, e soprattutto se qualcuno fino adesso ha ascoltato le loro rivendicazioni e se ha dato risposte, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata di 37 gradi e mezzo. Arrivederci a tutti.